Perciò le chiappe a terra posate, senti e udite. Medicus io sono, di scuola salernitana, e per la Puglia, Calabria e Sicilia peregrinai, e raccattai erba migna dalle virtute mirabili, atte a sanar qualsivoglia malanno, infino al suo total svanire. Se la vena morroidale nel cul di cruccia, o infine lo dente pavonazzo da putredine consunto, facile io li sanerò con minuta man di tal unguento. Farete un impasto le foglie de plantagine, grasso de foca, affusolata merda secca de puta de strada, streglia de cavallo, rossa romigo de falce messorea, e impastate la guanza, indormentatevi per breve, claro, est lo mio consiglium, se a ridestar solazio non avrete, ergo che vi venga lo vermo cane. Vedi pargoli da vermini travagliati, sumete pauca mandragora superiore, ugnete bene le nari dello pargolo, indi poscia porrete lo pargolo sopra un'incudine, e tivi 37 botti di maioli domincerete. Avvegnanché omne vermine sine dubbio perisca. Sì. Per lo mal de capite sanare, un pomo in bocca si è forzato. Eccolo qua, un pomo in bocca. E Teziandio, lo capite si è infornato. Allorché lo pomo si è cusinato, niuna memoria s'arrabbi dello mal de capite. Bugiardo, falso, mendace! Non ascoltatelo lì, che è un falso! Dio volle me qui da voi, mandò me! Non ci credete! Ho qui con me le sacre reliquie di Sant'Udito Confessore! Ho anche una crema miracolosa di sua sorella Santa Pelosa. Santa Pelosa, questa crema, ve lo dico io, ridiede la verginità a una donna infedele. Ho qui le lettere delle indulgenze. Venite a me fratelli, venite a me. E vi prego, venite con prosciutti, salami, del vino buono, del formaggio. Approfittatore! Ma no, fidatevi. Dio lo volle mi mandò. Udite! Ascoltate, gente! Messeri, dame e cavalieri! Oggi è un giorno di festa! Il carnevale medievale! La festa del pollo! Oggi proclamo che l'ordine del cosmo si sovverta! Il popolo si innalzi e gli ultimi diventino i primi! Sia oggi lontana l'invidia e ogni cosa mesta. Si avvicini la volpe!